La rimonta salvezza dell'Open Giommettis segna il passo in quel di Brescia. Finisce 98-83 per la Germania, il recupero della prima giornata di ritorno, la quinta partita in 14 giorni post-Covid per una Varese con le pile decisamente scariche dopo le fatiche della maratona dei 50 minuti di domenica contro Cremona. Sicuramente una prestazione negativa, forse la peggiore del ciclo del Tour de Force, delle partite ravvicinate per la formazione di Massimo Bulleri a causa del focolaio che aveva fermato per tutto il mese di gennaio il club biancorosso. Troppa fatica in difesa, dove Brescia ha banchettato quel 58% da 2 e il 47% da 3, soprattutto sull'asse tra i piccoli ed i lunghi, ha costruito una vittoria di fatto mai in discussione. 8 assist per Vitali, con le fiondate frontali di Burns e Willis a mettere in crisi un Luis Scola decisamente condizionato dagli affanni, dalle energie ridotte dopo i 35 minuti della partita di domenica. A Varese non sono bastati i 20 punti con 6 sotto da 3 di Douglas e di 15 di un bin positivo però soltanto nel secondo tempo per recuperare una gara già nata sotto una cattiva stella, già meno 10 dopo 7 minuti. Fatale la fase a cavallo fra il secondo e il terzo quarto. Dal 42 a 36 Brescia è volata via sul 59 a 38, sorprendendo Varese in avvio di ripresa. Troppi giocatori sottotono nelle file della squadra di Bulleri, ancora poco incisivo Strautins, poco incisivo De Vico, soprattutto nel reparto ali si è visto davvero poco. Si è visto poco anche dell'esordiente John Ekbunu, 5 punti, 5 rimbalzi e sicuramente una condizione da affinare. Bulleri l'ho lasciato in campo a lungo per cercare di comunque inserirlo negli schemi, chiaramente giocatore che passa ancora un pesce fuor d'acqua. Una sconfitta che comunque non lascia il segno più di tanto. Per Varese la partita chiave sarà quella di domenica contro la Fortitudo Bologna. Chiaramente in 4 giorni bisognerà rifare il piano di energie rispetto alle difficoltà evidenti dal punto di vista della tenuta atletica di stasera, ma sicuramente c'è da mettere in campo un atteggiamento diverso, anche se davvero le gambe nella partita di Brescia erano molto vuote.